L'odore dei soldi del nord-est è nelle mire della mafia, lo dicono i numeri delle statistiche. Le segnalazioni di affari sospetti inquinati da illegalità rilevate da Unioncamere Veneto sono state 561 nel corso del 2012, un numero che secondo Avviso Pubblico si è triplicato nel corso del 2013. La segnalazione dice che la Banca d'Italia, il sistema bancario sta alzando molto la guardia, per fortuna. Estorsione, usura, infiltrazione pura, nuovo obiettivo, mimetizzarsi tra i colletti bianchi, come è accaduto nei giorni scorsi a Verona, dove hanno arrestato il ventenne, figlio di un boss dell''ndrangheta, che studiava per diventare direttore di supermercato. Le mafie non ammettono fuga di cervelli, i loro giovani li mandano al nord, mica all'estero. Lo dice anche il prefetto di Venezia Cuttaia, ogni giorno segnali inequivocabili di organismi criminali che attentano al tessuto economico di questa regione. La presenza della criminalità organizzata va dentro i gangli vitali dell'economia, dell'impresa. Un territorio che ora vuole difendersi non solo con le indagini degli investigatori ma anche con la formazione. Alla Camera di Commercio di Padova prende il via una serie di seminari sull'illegalità. Il primo, venerdì 28 novembre, sulla corruzione, tra i casi analizzati anche l'inchiesta Mose. È un fenomeno molto diffuso che riguarda anche la pubblica amministrazione, tanto per capirci, e sul quale c'è anche un'opinione pubblica parecchio in fermento. E qui alla Camera di Commercio ha aperto a maggio scorso lo sportello SOS Giustizia con risultati importanti e per questo preoccupanti. Noi come Libera in questo momento stiamo gestendo direttamente e indirettamente più di 30 richieste di aiuto. Quasi un centinaio sono state le chiamate che sono state svolte al punto di ascolto nel corso di questi mesi.